tutti, grazie a voi tutti di essere qui, grazie all'Università della Terza Età e ai suoi dirigenti per questo invito che mi onora e che mi dà la gioia di ritornare a Villa Cidro, del quale ho belle memorie di infanzia. Quando ero piccolo ci venivo più spesso, poi da grande è capitato di meno e quindi ritornarci l'ho trovata anche molto cambiata rispetto alla mia memoria di tanti anni fa. Dunque, l'argomento di cui intendo parlarvi è quello delle dinamiche linguistiche, quindi della presenza di diverse lingue nella Sardegna di epoca spagnola. Farò qualche premessa anche a ciò che precede il momento spagnolo. Come credo molti di voi saprete già, la Sardegna è forse, o direi certamente non forse, nel mondo delle lingue europee e comunque neolatine, la terra, la civiltà che ha usato per prima, o fra le prime, la propria lingua, cioè il sardo, il volgare sardo, anche in scritture ufficiali. I giudici, cioè i 4 re della Sardegna, scrivono le loro ordinanze, le loro disposizioni, le loro donazioni in sardo. Poi conoscevano anche il latino, o quantomeno lo conosceva il loro staff, i loro uffici, le loro scrivanie, come si dice, i loro scrivani, comunque conoscevano anche il latino, ma per gli usi soprattutto interni si usava il sardo. Il sardo ci è di questa epoca, dell'epoca medievale, a partire dal XII secolo, ci è testimoniato da diverse carte, dai condagues, suppongo voi sappiate cosa sono quei registri patrimoniali dei monasteri, ne abbiamo 3 in sardo, più uno tradotto in spagnolo, abbiamo il Condaghe di Bonarca, il Condaghe di San Pietro di Silica, il Condaghe di San Nicola di Trullas, interessanti perché mostrano una lingua che non si distacca troppo ed eccessivamente dalla lingua comunemente parlata, ma che allo stesso tempo la elaborano, riescono a lavorarla anche con moduli, diciamo, biblici, scritturali, diciamo così, perché i monaci sapevano il fatto loro e quindi a partire dalla stessa lingua parlata erano riusciti pian piano a elaborare un codice scritto di un qualche rilievo. Molte carte, diciamo così, molte schede di questi condaghi sono anche delle vere e proprie narrazioni, sono già una piccola letteratura, non si può forse ancora chiamare così, ma mi piace pensarla così, la piccola letteratura narrativa in lingua sarda. Abbiamo poi il grande monumento giuridico che è la Carta dell'Ogu di Eleonora d'Arborea, scritta in sardo nella sua variante arborense, nella varietà appunto di Eleonora, diciamo così, del regno di Eleonora, con la quale stiamo entrando è difficile dire, in epoca spagnola, o meglio dire aragonese. E all'inizio del 300, poco prima che cominci la lunga guerra fra Sardegna e Aragona, abbiamo gli statuti della città di Sassari, scritti in latino, ma tradotti anche in sardo logudorese. Abbiamo poi, verso la fine del 200, questo viene chiamato così, forse impropriamente, ma insomma così, sotto questo nome va, Libellus Iudicum Torritanorum, cioè la cronachetta dei giudici di Torres, che con molta vivacità, molto spesso, con un'impostazione ideologica anche abbastanza forte di parte guelfa, narra in breve la storia del giudicato di Torres fino alla sua scomparsa con la giudicessa Adelasia di Torres, su cui poi molto si è ricamato anche in epoca romantica, la sua vita un po' così non felice, diciamo così, un po' bistrattata, e quindi con matrimoni infelici, è finita sola nel castello di Burgos nell'oceano. Ecco,
siamo già entrati in epoca spagnola. Quando comincia l'epoca spagnola? È anche difficile dirlo. Come voi credo saprete, gli aragonesi, poi spagnola, diciamo che la Spagna poi ha due lingue, ne aveva e ne ha tutt'oggi due, lo spagnolo, o castigliano meglio dire, e il catalano di Barcellona. Chi invade la Sardegna per conquistarla è l'Aragona, ed è un regno separato da quello della Spagna, e parla una lingua neolatina ma alquanto diversa forse dallo spagnolo, come oggi stesso i catalani rivendicano, i barcellonesi rivendicano, siamo un'altra lingua e sono un'altra lingua. L'Aragona sbarca in Sardegna con mandato papale che gli aveva dato mano libera di conquistare la Sardegna nel 1323. Sbarcano nel Golfo di Palmas, verso Portofino più o meno, insomma, zona lì, del Sulcis, e arrivano a Cagliari e la conquistano l'anno successivo, sbaragliando i pisani che tenevano Cagliari. Cagliari era pisana all'epoca, nella battaglia anche sanguinosa di Luco Cisterna, oggi alla periferia di Cagliari, e conquistano Cagliari. E poi c'è una lunga guerra a fasi alterne che dura 80, quasi un secolo. La sconfitta definitiva dei Sardi, dell'esercito giudicale di Eleonora, il giudicato di Arborea, avviene nel 1409, non lontano da qui, in Sedori, Sabatalla, su Cedrogiu, 1409, e finisce quell'epoca, in quella data, la libertà sarda, dice qualcuno, l'indipendenza sarda. I quattro giudicati erano già in buona parte scomparsi, era rimasto soltanto il giudicato di Arborea. Ci sono stati periodi in questi 80 anni circa, 80-90, sono da 323 a 409, fate voi conto quanti sono, in cui gli aragonesi detenevano magari quasi nulla della Sardegna. Cagliari, in cui si erano asserragliati, il Castello, Castel de Susu, e Alghero, e tutto il resto era giudicato di Arborea. Poi ci sono state un vai e vieni, prende, riconquista, perde, riconquista e così via, finché appunto, come vi ho detto, nella battaglia di San Luri del 1409 l'Aragona vince e assoggetta la Sardegna. Poi c'è stato un sussulto poi di guerra perché il marchese di Oristano aveva le sue rivendicazioni anche contro l'Aragona, e l'ultima battaglia, diciamo così, sarda contro gli aragonesi avviene a Macomer nel 1478-79, non ricordo bene, non vedo bene, 1478 comunque. E da allora appunto la Sardegna è aragonese spagnola in senso lato, sì, penisola iberica, Spagna, siamo abituati a considerarla, ma ancora sono due regni diversi. E proprio più o meno all'epoca della battaglia di Macomer, quindi verso gli ultimi anni del 400, che avviene la fusione delle due corone iberiche, la corona di Castiglia, Isabella di Castiglia, e la corona aragonese, i due si sposano, i due re, Ferdinando il Cattolico, e non è che unificano la Spagna, la riuniscono sotto una stessa corona, cioè c'è una sola testa coronata che regna su Spagna e su Aragona, ma le istituzioni e i parlamenti restano diversi. È chiaro che poi sarà piano piano, progressivamente, Madrid, quindi la Castiglia, la Spagna, a prendere il sopravvento sull'Aragona fino a tenerla, diciamo così, non dico assoggettata, sì, nel Settecento sì, facevano anche una guerra contro la lingua aragonese, i catalani sono rinati nell'Ottocento, insomma, la Rinascenza, eccetera. Vabbè, ma questa riguarda gli spagnoli, veniamo a noi. Qui si instaura il Regnum Sardiniae, il regno di Sardegna, che era uno dei tanti regni della collezione, chiamiamola così, della costellazione, forse è meglio dire, dei regni spagnoli. Sulle terre di Carlo V non tramonta mai il sole, si diceva, no?
c'avevano la Spagna, c'avevano l'Olanda, c'avevano Milano, c'avevano l'Italia del Sud, c'avevano le Filippine, per quello non tramonta mai il sole, cioè dall'altra parte del mondo, dell'Oceano Pacifico, tutta l'America del Sud e anche parte del Nord, insomma, buona parte degli odierni Stati Uniti erano spagnoli all'epoca, e c'era tra questi regni anche il regno di Sardegna, che quindi non nasce con i piemontesi, il regno di Sardegna nasce il Papa lo istituisce nel 1292, ma di fatto nasce con la presa della Sardegna, così dopo questa lunga guerra. Bene, comunque lasciamo le cose storiche agli storici, tenendole però sempre in sottofondo, e vediamo un po' alle cose linguistiche. L'epoca spagnola è un'epoca plurilingue, multilingue, cioè si parlano in Sardegna molte lingue. Così era anche un po' precedentemente, prima della conquista aragonese spagnola, perché ovviamente si parlava il sardo, ma poi era conosciuto l'italiano, almeno nelle città dove c'era maggiore intensità di traffico commerciale, a Cagliari, a Sassari, il sassarese è una lingua a base pisana, tanto per dire, ecco. E così via. Era conosciuto l'italiano e probabilmente era conosciuto, almeno in certi settori, anche il catalano. Tenete presente che la mamma di Eleonora d'Arborea, Iborra del Rocabertì, era catalana, e quindi Eleonora sapeva il catalano, conosceva la lingua della mamma, ci mancherebbe. Il latino almeno le persone colte lo conoscevano, la chiesa, le persone che non erano moltissime all'epoca, insomma era conosciuto anche il latino. Questa dinamica plurilinguistica, multilinguistica, forse accentua la cosa con l'epoca spagnola. La cosa ci può anche sorprendere, ma il fatto che noi siamo abituati a ragionare con il metro dell'oggi, dei nostri tempi che sono almeno di un secolo e mezzo, quando in tutta l'Europa si impone l'idea nazionale, per cui tu devi parlare la lingua della nazione, se non parli questa sei fuori dalla nazione, sei quasi un traditore, i dialetti se ne fa guerra, dialetti o lingue minori come le volete chiamare, e quindi piano piano, non dico solo in Italia ma dovunque, ecco, le lingue locali sono messe al bando e le lingue straniere bisogna apprenderle attraverso la scuola o attraverso viaggi che li fa. Oggi non è così, la lingua è una, quella della nazione, anche se ahimè sta sparendo piano piano, speriamo bene che gli facciano un'iniezione per rivitalizzarlo, ma insomma la situazione non è così rosa, e quindi parlare una terra plurilingue ci sembra un po' una stranezza. Nel passato non era così, era più facile apprendere altre lingue o essere a contatto con varie lingue. Ecco. Anche se forse proprio in epoca spagnola comincia a porsi quel problema che porterà poi ai nazionalismi moderni, di epoca moderna, da fine 700-800. Cosa si parla in Sardegna? Beh, intanto diciamo che con l'avvento degli aragonesi e comunque più generale della Spagna, la Sardegna, il sardo, la lingua sarda entra in una posizione di minorità, perché voi lo sapete che uno dei modi per dominare chi comanda, la classe o lo Stato o lo strato che detiene il potere, è quello della lingua. Oggi perché si pone l'inglese, chissà perché. Così, casualmente, non è casualmente, ben inteso. Portare l'inglese e farlo sapere è una maniera di dominare, controllare, instillare un pensiero che è quello così anglo-americano, chiamiamolo così, no? Ecco, così come hanno fatto tutte le nazioni, la Francia si è mangiata tutte le sue lingue locali, devi instillare, guai che non parla francese, ecco. E insomma l'ha fatto anche l'Italia in modi diversi. Si parla quindi il catalano, ma il sardo non sparisce.
grazie a Dio, tant'è vero che bene o male lo stiamo parlando tutt'oggi, ma come resta, oggi lo consideriamo un dialetto, è una lingua certamente non ufficiale. In questi ultimi tempi certo ci sono sforzi e anche riconoscimenti, c'è anche una legge che riconosce le lingue minori d'Italia, la 482 del 99, ecco, tra cui il sardo, il friulano, il catalano d'Alghero, gli albanesi di Calabria e i greci di Puglia. Il sardo comunque entra in una posizione di minorità. In quella condizione forse lo sottolineo, poi lo capirete perché dico forse, di quella che gli linguisti chiamano diglossia. Cosa vuol dire diglossia? Questa parola forse non nota a tutti, ecco, diciamo così, non ovvia. Diglossia è una situazione linguistica in cui sono presenti due lingue almeno, delle quali una si usa a livello formale, ufficiale, è la lingua dello Stato, è la lingua dell'amministrazione, è la lingua dei tribunali, è la lingua della Chiesa, è la lingua della scuola, e l'altra è la lingua comune, per le occorrenze, che si parla in famiglia, che si parla con gli amici, che si parla per strada, che si parla comunque delle situazioni meno formali. Il sardo entra in una situazione di diglossia con l'avvento dell'Aragona? Un po' sì, certo, perché la lingua dominante è quella dei dominatori, ben inteso, ma non è proprio una situazione di diglossia. Il sardo non viene completamente espulso da impieghi più formali e piano piano, proprio nel 500-600, questi impieghi più formali e letterari come dirvi, prendono più piede, cominciano a affermarsi. Quindi diglossia sì, ma non completamente diglottico. Insomma, intanto per dirvi cosa vedevano e osservavano le persone spagnole che stavano, i gesuiti spagnoli che stavano in Sardegna. Come ci ricorda Maria Eugenia Cadetto, il sardo nella Sardegna di epoca moderna convivevano più codici linguistici, sebbene con notevoli differenze in merito alle modalità di impiego, livelli di comprensione e di diffusione. Nel 1561 il gesuita Francisco Antonio scriveva al suo superiore di Madrid che la lingua ordinaria della Sardegna è il sardo, come in Italia è l'italiano. E aggiunge però che in alcuni centri usano la lingua corsa, ovviamente si riferiva, io penso, al gallurese, capiscono anche il sardo, in alcuni centri usano la lingua sarda, ma la corsa, ma capiscono anche il sardo. A Cagliari e Alghero la lingua comune è il catalano. Un po' strano che dice, ma a Cagliari si parlava catalano, quando dicono Cagliari loro intendono il castello di Cagliari, che era popolato solo dai dominatori, ma non credo che a Stampaccia o a Santa Vendrace si parlasse solo catalano. All'Alghero sì, perché lì c'era stata una cambio di popolazione, avevano buttato fuori i sardi e i genovesi che c'erano, li avevano sostituiti con i catalani, quindi l'Alghero era quella sì, totalmente catalana. A Sassari parlano mediocremente lo spagnolo, dice, ma la lingua comune è il sardo o il corso. Anche qua dice corso, ovviamente intende il sassarese, l'odierno sassarese, o l'italiano che gli è prossimo a Sassari. Poco più tardi il gesuita, sempre il gesuita Baldassare Pignes, che era rettore del collegio gesuitico di Sassari, scriveva che il sardo si parla solo nei centri minori e non si parla né a Cagliari né ad Alghero. Anche qui non si parla a Cagliari, dove? A Casteldesuso, Castello di Cagliari, ma gli appendici, i quartieri sotto Castello, ovviamente credo che parlassero sardo. Non si parla né a Cagliari né ad Alghero. A Sassari si parla catalano, castigliano, corso o italiano, e anche sardo.
per cui nelle città di Sardegna non vi è una lingua unica come nelle città italiane, francesi o fiamminghe. In Italia si parla italiano, poi anche lì qua l'italiano, a Milano non parlano come a Palermo sicuramente, di modo che non c'è una lingua certa sopra la quale questi scrivevano, perché i gesuiti avevano il compito, la necessità e anche il problema di comunicare con la gente, e quindi con quale lingua comunichiamo, quale lingua parliamo con la gente di Sardegna. E quindi un po' sconfortato dice che di modo che, vista la situazione, qua si parla così, là si parla colà, sopra di modo che non vi è una lingua certa sopra la quale si possa fare fondamento e affidamento. Tuttavia si raccomanda una certa accortezza perché si parli il sardo, dice a chi deve comunicare con la gente, cioè agli altri gesuiti, per catechizzare, per cristianizzare, eccetera. Certo, dice, è una confusione in questa terra per quanto riguarda le lingue. Una confusione. Si può dire, io credo che soprattutto nel primo periodo della conquista aragonese, 300 per via della grande più vicino al microfono, sì, per via della grande lunga guerra, forse non c'era ancora un rapporto di gerarchia, una lingua superiore, una lingua inferiore, una lingua sovraordinata e una lingua sottoordinata, subordinata. Probabilmente il catalano per lungo tempo presente in Sardegna, certo, era stata una delle tante lingue con cui la Sardegna del Medioevo era venuta in contatto. C'era il sardo, che era la lingua naturale dei sardi, e c'era poi c'era l'italiano, i pisani, si commerciava con i napoletani, sicuramente si commerciava anche dall'altra parte, verso ovest, con la Spagna. La Sardegna era venuta in contatto, soprattutto chi aveva un po' di dinamismo vitale, commercianti per esempio, con diverse. Si aggiunge anche il catalano per un certo lungo periodo, finché non si instaura il Parlamento sardo, e allora il potere parla sardo. E tuttavia il sardo non viene ridotto al rango di dialetto. Sempre Maria Eugenia Cadendo, che ha studiato queste cose, ci dice che in ambito civile, leggo da quanto scrive questa collega, in ambito civile, a parte la permanenza di codici legislativi come la Carta di Luogo e gli Statuti di Sassari, non manca però l'utilizzo del sardo negli atti notarili, quindi si scrivono fino al 700 in sardo, anche in sardo, atti notarili. Rilevante a questo proposito è il caso di Bosa e del suo circondario, in alternanza soprattutto con il catalano, a dimostrare sia di una tradizione scrittoria del sardo, sia di una convivenza tra le varie lingue che non può essere tradotta sempre e dovunque in termini di egemonia e subalternità. Il sardo continua a avere, nonostante entri in una posizione di minorità, una sua, un suo uso, diciamo così, una sua dignità. Il sardo viene addirittura, sia pure in maniera un po' così laterale ed episodica, usato anche, non solo il sardo ben inteso, ma insomma anche il sardo, nel Parlamento montetiano del 1698-99, quindi siamo già quasi alla fine dell'epoca spagnola. E come dice sempre la studiosa che vi dicevo, che questo è segno di una abilità comunicativa purtroppo perduta nei secoli successivi. Certo, che so, i verbali canonici delle diocesi, gli atti amministrativi, i processi di beatificazione si scrivono in catalano e poi successivamente pian piano in spagnolo. E tuttavia, appunto, il sardo in qualche modo resiste e in una certa misura, come dirvi, si afferma non soltanto come uso, ma anche come simbolo
la lingua non è soltanto per comunicare o farmi o sette, dove vai domani ci ritroviamo alle 5, alle 7, alle 9, qualunque altra cosa sia della prassi quotidiana, perché una lingua non è solo comunicazione, una lingua, qualunque lingua, è espressione, esprime ciò che io sono, ciò che io voglio, esprime un'intenzione, ecco. E quindi diventa anche simbolo. Quanta gente si fa bello, ma io sono inglese, so dire anche 10 parole con l'inglese, non lo sa, però fa vedere che simbolicamente, come un tempo si parlare francese era chic, le persone di alto rango in Russia, se leggete Guerra e Pace, sapevano e dovevano parlare francese, parlare dialetto è ronzo e brutto, perché è ronzo e brutto, perché è la lingua della gente che conta di meno, diciamo così. La lingua è anche un simbolo, e i simboli non è che ci trovano dal cielo o che sono lì dall'inizio del mondo, i simboli si fabbricano. Se vogliamo, facciamoci qualcosa che sia simbolico, in quale nessuno è nato con una bandiera, le bandiere le fanno gli uomini, mica il Padre Eterno ha messo bianco, rosso e verde qui dal primo giorno della creazione, no? Costruita un po' più tardi. La lingua è un po' in qualche modo anche una bandiera. Allora questa bandiera, che proprio l'epoca spagnola comincia a essere quella di quattro muri, ma non è di questo che voglio parlarvi, ha una sua visibilità, diciamo così, un po' come anche in televisione, ogni tanto c'è un evento, non raduno, una cosa, i quattro muri ci sono sempre. O che sia il Papa, che sia un concerto rock, o che sia qualunque cosa sia, magari anche un funerale, insomma, persone eminenti, i quattro muri li vedete sventolare. Vabbè, continua ad esistere il sardo. Beh, vi ho già detto che intanto permanevano anche in epoca aragonese e poi spagnola due testi legislativi scritti precedentemente alla conquista spagnola, la Carta de Logo di Eleonora e gli Statuti di Sassari, che furono confermati dal re d'Aragona all'atto della conquista. Tenevano la legge locale, almeno per le questioni locali vigeva la legge locale, certo poi ci sono state aggiunte, modifiche, eccetera, che insomma il 600 nel 200 cambiano le esigenze, però fino a Carlo Felice, sovrano sabaudo piemontese, la Carta de Logo rimane in vigore, gli Statuti di Sassari magari no. Ma pensate anche che il comune di Sassari, e su Sassari bisogna aprire un piccolo capitoletto, che molti dei verbali del comune di Sassari, del Consiglio Comunale di Sassari, vengono scritti nel 5 e 600, almeno per le notizie che ne abbiamo, e insomma mio allievo ha tirato fuori delle belle cose interessanti, vengono scritti, vergati, in sardo logudorese, verbale del Consiglio Comunale, quindi non è la lista della spesa, e non è neanche la canzoncina d'amore per la mia bella, sono gli atti del Consiglio Comunale. Da poco il mio collega Francesco Carboni ha tirato fuori, lui che sa grattare bene gli archivi, l'archivio di Stato di Cagliari soprattutto, una corposa malloppone così di carta, in cui ci riporta verbali processuali in sardo. Siamo nel 5-600. Nel 5-600 il sardo è usato anche, non solo il sardo magari, ma il sardo è usato anche per, non solo appunto per le questioni più pragmatiche, più terra-terra di tutti i giorni, ma anche come verbale di processi giudiziari. Vi parlavo di Sassari perché va detto che questo vessillo, diciamo così, della sardità viene innalzato soprattutto, anche se forse non esclusivamente, da Sassari. Ci sono dei fatti, ma anche delle scritture, che ci dicono questo. Volevo anche dirvi tra l'altro che Lespucci, un visitatore dalla Sardegna dell'epoca, sempre del 500,
Diceva che lui sì, nelle città parlano soprattutto il catalano, però nell'interno, e questa è una bella frase che indica tutto, la gente parla ancora l'antica lingua del regno, l'antica lingua del regno di Sardegna, ben inteso. Quindi non dice parlano dialetto, o parlano una lingua più o meno così, l'antica lingua del regno, il che vuol dire che lui stesso indirettamente, anche se si compiace che si parla catalano, soprattutto le classi maggiori o lo scavagliero o la gente del primor, maggiore rilevanza sociale, o anche quelli che praticano il commercio, sanno il catalano, però capiscono il sardo, e che rimane soprattutto nei centri dell'interno, nei centri più piccoli, e lui lo chiama l'antica lingua del regno, l'antica lingua, a lui sembra antica perché, però anche questo la dice lunga, l'antica lingua del regno, antica perché se si parla ancora. Dicendo questo diceva che gli riconosce una certa patente di, non dico di nobiltà, ma di rilievo, perché è stata la lingua di un regno, del regno che precedeva, del periodo che precedeva il loro avvento. Vi parlavo di Sassari. Ora, esiste una letteratura in lingua sarda, anche qui secondo cosa vogliamo, adesso lasciamo perdere i tempi più recenti dove, viva Dio, anche se in una situazione un po' controversa, una letteratura in lingua sarda, quindi già a fine dell'Ottocento, ma anche prima, c'è, non sarà abbondante, fruttuosa, non ci sarà la messa che avrà la letteratura italiana o francese o spagnola, o quant'altro, delle grandi nazioni, però c'è una discreta produzione anche in lingua sarda e anche di qualità. Anzi, a me piace dire che proprio con lo scorcio del Novecento non da molto concluso si fa in sardo anche, si scrive anche una prosa narrativa, spesso di buon livello. Penso Poganta Bidanova di Benvenuto Lobina, per dirne uno, per dire forse simbolico ma anche fra i più belli, ecco, diciamo così, senza far torto a nessuno e a nessun altro, in una situazione in cui sembra un paradosso, il sardo sta sparendo ma il sardo riesce a dare i migliori frutti letterari, vabbè, sono gli scherzi della storia. Ma quando nasce una letteratura sarda? Vi ho già detto delle scritture, dei Condaghes, del libretto lì, della cronaca toritana, vabbè, ma sono piccole cose, ancora non possiamo chiamarle letteratura. Nasce nel tardo Cinquecento e nasce a Sassari. Nasce con un poeta canonico che si chiamava Gerolamo Araolla, nato, non si sa bene la data di nascita, ma io riterrei intorno al 1545, non si sa manco quando è morto, sarà morto ai primi anni del 600. Ci lascia quest'uomo, a cui dobbiamo molto, due opere, un poemetto agiografico, cioè una vita di santi, sui santi protomartiri turritani, Gavino, Proto e Januario, in ottave di tipo ariostesco, di endecasillabi, rimati, e poi ci lascia, e anche questo è significativo, una raccolta di poesie molto petrarchesche, come stile. Petrarchismo era un fenomeno alla moda a quell'epoca, rifare, riscrivere alla maniera di Petrarca, individuato come il canone della bella scrittura, prima in Italia ovviamente perché Petrarca era italiano, ma poi la moda o la voga del petrarchismo si diffonde in Spagna, si diffonde in Francia, si diffonde perfino in Germania. Ecco, un petrarchismo che lui, come si veniva detto allora, lo declina, lo volge, lo inclina all'odevino, cioè non canta una Laura che lo fa soffrire, che lui ama, ma lo canta la divinità, canta l'amor divino, canta il pentimento, è un poeta cristiano, come molti erano anche in Spagna. Questo petrarchismo all'odevino era anche questo una voga. Queste rime, lui chiama rimas diversas spirituales, è intitolato il suo libro, è scritto in 3 lingue, anche qui il multilinguismo.
metà è scritto in sardo, l'altra metà si divide a sua volta in due metà, italiana e spagnola, e l'ultimo componimento, che è un sonetto, ha, se non sbaglio, le prime due quartine in spagnolo, una terzina in italiano e l'ultima terzina che chiude non è una storia, l'ultimo chiude la porta, si dice, no? E l'ultima è in sardo. Lui inizia e conclude col sardo. Questa, di cui mi sono occupato tempo fa, era, perché fa questa operazione? Intanto ci manifesta che la Sardegna è plurilingue, sardo, italiano, spagnolo, ma lo fa anche per dimostrare che il sardo può stare alla pari con le altre lingue letterarie più, diciamo così, di maggior rilievo, di maggiore blasone, ecco, di maggior nobiltà, come era l'italiano. L'Italia del 500 è quella del Rinascimento, e lo sapete, insomma, era leader del mondo, quantomeno d'Europa, diciamo. Lo spagnolo lo stava diventando, già lo era, insomma, perché siamo i tempi di Don Chisciotte, più o meno, del Cervantes, ecco, conquistava una gloria letteraria non da poco la Spagna. Lui lo voleva, lo fa con intenzione determinata nell'introduzione. Il poemetto che vi ho detto invece è quello sui martiri toritani, Gavino contro Januario, il tutto completamente in sardo. E lo fa dicendo: perché se tutte le altre nazioni, ora la parola nazione allora non aveva lo stesso tempo che oggi per noi la parola nazione, però insomma così già comincia ad averlo, le altre culture, non lo so, perché se le altre culture, nazioni, chiamiamole come vogliamo, usano la loro lingua, perché non dobbiamo usarla anche noi? La Sardegna, per quanto sotto la Spagna, è Regnum Sardiniae, regno di Sardegna, quindi ha un'individualità istituzionale anche, c'ha la sua Camera di Giustizia, c'ha il suo bilancio dello Stato, ecco, perché anche noi siamo corsi dietro ad altre lingue, eppure non è che non abbiamo ingegni, abbiamo anche noi degli ingegni in Sardegna, ma questi ingegni, se anche ci sono, non scrivono in sardo. Come dice, perché corriamo a dare luce al sole? Il sole ha bisogno che noi gli diamo luce? No, il sole ce l'ha, è lui la luce, è lui che ci dà luce, quindi non dobbiamo correre a dare luce al sole. Facciamoci dei fuocherelli anche noi, un fuocherello sardo, quindi gli ingegni sardi scrivano in sardo, e lui lo fa, vuole dimostrarlo con queste, usando in queste due opere, appunto, lo fa. Vuole dare dimostrazioni di queste, e vi devo dire che oggi potranno anche sembrare noiose, un po' difficili di lettura, siamo nell'epoca in cui va di moda, ci fa piacere più leggere il romanzo giallo, il racconto di spionaggio, le storie intriganti d'amore, quindi leggere le storie di santi oggi ci va un po' noioso, però sono belle, credetemi, non belle soltanto perché sono raffinate, ma perché c'è pensiero, c'è meditazione dietro, c'è cultura, e c'è cultura europea dietro la roba, cultura in tutti i sensi. È un uomo di chiesa, è un teologo, un uomo che pensa filosoficamente, che fa introspezione psicologica, ecco. E poi tutto questo lo fa con una bella lingua. Ora c'è da dire una cosa, o anzi anche più d'una. Lui, per dare nobiltà al sardo, lo infarcisce a piene mani, a larghe mani, di italianismi, di parole italiane sardizzate, le fai finire in U, no? Quindi la parola italiana diventa sarda. Scusi, sto dicendo così terra a terra, insomma, cose un po' più complesse. Ecco, lo rinzeppa di italianismo. Ma tenete presente che nella letteratura europea, in Italia in particolare, si latineggiava. Pigli la parola italiana, ma coniughi il verbo all'italiano, la parola latina coniughi il verbo all'italiano. Chi è che dice la pugna per dire la guerra? Però andava di moda. Allora, come gli italiani latinizzano, latinizza e italianizza o latinizzano per via indiretta il sardo. Tanto per darvi un'idea, per dire la capoccia che ci abbiamo, la testa, lui non usa quasi mai la parola conca, dice sempre sa destra, non sa conca, lo usa una volta sola la parola conca,
per dire conca macca. Se macca si può dire conca, se invece la testa pensante è brutto dire conca, ecco per darvi un po' l'idea. Ma questo è uno dei molti esempi che potrei farvi. Chiaro? Quindi gli dà una preziosità che oggi può anche disturbare, ma in quell'epoca una distanza fra il linguaggio poetico e il linguaggio normale, anche una certa ampia distanza, era ritenuta una cosa buona da farsi, quella che si chiama distanza estetica. Ecco, fa questa operazione. Quasi tutti dicono sì, un tentativo fallito e abortito, quello della Raola. Belle, buone intenzioni, amor di patria, tutto quello che ci pare. Siamo sicuri che è così? Certo, non ci sono molti scrittori dopo di lui, ma qualcuno c'è. Quanta roba si è perduta? Quanta roba magari non è in qualche vecchia scaffale o libreria, o magari in qualche parrocchia, scritta in sardo, dopo la Raola. Poemi di tipo eroico si scrivevano e si cantavano anche in epoca recente. Ci si riuniva a sentire in ottave le gesta dei paladini in Francia, le storie d'amore mitologiche. Ecco, c'è sotto traccia, underground, come si dice, vogliamo fare in inglese, diciamo underground, sotterraneo, forse c'è. Ma emerge qualche altra cosa. Emerge per esempio, non so se l'avete mai sentito nominare, pochi lo conoscono eppure meriterebbe, una personalità come Salvatore Vidal, o Salvatore Vidal o Salvatore Vitale, secondo come lo volete chiamare, se volete fare gli italiani, gli spagnoli, gli sardi. Un frate nato nelle vicinanze di Cagliari, a Maracalagonis, vissuto fra il 500 e 600, 500 non ricordo più la data, 80 ancora, morto nel 1640 qualche cosa, insomma, comunque a cavallo fra le 5 e il 600. Ha scritto, si può dire, una giornata cosa, un sacco di roba. Sì, un sacco lo sciacomano. Lo sciacomano le cose. In tante lingue, ecco di nuovo il plurilinguismo. In latino, ovviamente in frate, un uomo di chiesa. In italiano, in spagnolo e in sardo. Un uomo che viaggiava anche molto, è stato in Spagna, è stato preso i medici di Firenze che lo proteggevano. Un uomo a cui non si dà credito, in effetti è un po' un uomo fantasioso, una fantasia sbrigliata, ma a volte si inventa cose, dati, tipo che noi è venuto 2 volte in Sardegna, prima e dopo il diluvio, vabbè, chissà chi gliel'ha detto, comunque sì, insomma, ecco. Era anche un predicatore, doveva meravigliare. In sardo cosa ha scritto? Un poema, anche questo allegorico, anche questo in ottave, simile a quello della Raolla, che lui pone al suo maestro, il mio maestro è Raolla, e dice una cosa, e lo scrive in sardo: logudorese ma con infiltrazioni capitanesi, lui era capitanese, pieno di tutte le lingue, è in sardo l'infrastruttura, ma poi sono parole spagnole, parole latine, parole italiane. Era l'età del barocco, bisognava meravigliare, bisognava fare fuochi d'artificio, bisognava fare il caleidoscopio, e Salvatore Vidal il caleidoscopio lo sapeva fare bene e magistralmente. Persona, quanti lo conoscono? Dario Genti, poca gente lo conosce, anche perché è stato implicato in una questione che lui avrebbe detto delle falsità storiche, forse anche detto, però a volte è anche un plagiario, bisogna anche dirlo, e tuttavia è di una raffinatezza unica. Non dobbiamo giudicarlo come storico, lui non era uno storico, lui era un predicatore, e quindi se gli andava bene dire che non era venuto 2 volte in Sardegna, non diceva ma che ballista che sei, no, è un'altra cosa, lui ha in mente altre cose, chiaro? Scrive delle cose latine assai belle, scrive degli annali di Sardegna, insomma scrive un sacco di cose in 3 lingue, e dice la cosa interessante per quello che ci riguarda tutt'oggi. Dice: io ho impiegato molte parole latine, straniere, italiane, spagnole ed anche latine, perché sono più sentenziose e più eleganti, come ha fatto la Raolla, mio maestro, il quale usa poche parole sarde, quindi il maestro sì, ma intanto la puntina gliela dà anche il maestro, e se l'ha fatto lui, perché non posso farlo io?
E poi dice qualche cosa che a me suona ancora strano, non so darvi una risposta, ve lo confesso tranquillamente. Dice perché il sardo è povero di parole, di queste parole eleganti e sentenziose, e aggiunge non perché non le abbia, ma perché non le usa. Vuol dire ce l'abbiamo dentro, però è più bello dirlo in italiano, in spagnolo, o sardizzare la parola italiana e spagnola, e forse però parole sarde ne abbiamo anche noi. E le dobbiamo tirare fuori dal nostro bagaglio, dire conca e non dire testa, che non è più brutto dire conca che dire testa, chiaro? Il valore simbolico del libro. Uno dice ma perché Assasa? Vabbè, la parte Vidal che è cagliaritano e poi uomo di tutto il mondo, ha girato molto, infatti è seppellito a Roma, dove si è vissuto gli ultimi anni. Ma devotissimo a San Salvatore d'Aorta, che come sapete è sepolto a Cagliari, così. Perché a Sassari? Beh, lo sapete che c'è l'eterna frizione, come si chiama? Scusi, non si può dire. Carimano e Cali di Minore. Insomma, lo scontro Cagliari Sassari. Non è tutto lì il discorso. Però. E allora, la lingua è un simbolo. C'è una frizione Cagliari-Sassari. Sassari che voleva essere capitale del regno, del regno invece la capitale è gli spagnoli, insomma gli aragonesi, poi gli spagnoli l'hanno messa a Cagliari. Il governo del regno sta a Cagliari, il Parlamento si riunisce a Cagliari. E quindi c'è una sorta di, diciamo così, ci sta un po' male, divizia, come si dice, e allora un modo per controbilanciare, per contestare questo, i voli erano tanti, per esempio prima delle riunioni dei parlamenti i sassaresi si riunivano fra loro, volevano che il primate di Sardegna fosse quello di Sassari, perché così avrebbe governato lo stamento religioso del clero, cosa che non riuscivano a fare, ma intanto ci hanno provato. Ci fu la disputa chi ha più santi martiri, Cagliari o Sassari. Vabbè, oggi ci ridiamo, ma un tempo non era così, perché se abbiamo più santi noi, allora il primate di Sardegna è quello che ha più martiri, e governare e avere, diciamo così, ed essere primati di Sardegna voleva dire essere a capo dello stamento clericale, ecclesiastico, e quindi governare una fetta di potere. Quindi dietro i martiri non c'era solo la pietà cristiana, c'era anche un potere, ecco, tra le cose appunto in cui in questo ci riuscì, bisogna dirlo, non avendo il potere politico, vuole rifarsi con il potere culturale. Allora è da Sassari che parte l'input di istituire in Sardegna l'università, e infatti Sassari è la prima che la chiede. Ovviamente poi Cagliari non è da meno, la chiedono loro, non la chiediamo noi, e quindi si fa anche l'Università di Cagliari. Si istituiscono i collegi gesuitici, cioè delle scuole regolari, forse per la prima volta in Sardegna. Nella fine del 400 ci fu una rivolta a Sassari fatta da famiglie della piccola nobiltà sassarese che contestavano, e quindi riuscirono in questa contestazione a mandar via i consiglieri nominati dal re di Spagna, dal re d'Aragone, anzi meglio a quell'epoca, ecco, no, era già di Spagna, perché le corone erano già riuniti, siamo nel 1480. Ecco, quindi come dire una forza di autonomia, il fatto stesso che proprio a Sassari continui a fare, come vi ho detto prima, in sardo i verbali delle sedute del comune, delle sedute del consiglio comunale, è indicativo di tutto questo. La lingua diventa un simbolo, un mezzo. Chiaro? La lingua non è soltanto c'ho fame, c'ho sete, la lingua è tante cose, è un dato sociale. E allora un conto è andare vestito bellino, un conto è andare straccione, un conto è usare una lingua e un conto è usare un'altra. Un conto è vestirmi di nero, di bianco, di rosso, mettere o non mettere la cravatta, portare la maglietta, firmata o non firmata, ecco, e così anche la lingua ha un valore e una valenza sociale, oltre che espressiva. A Sassari non c'è solo la raolla,
c'è il maestro della Raola, il Sambilucci, c'è il Fara che è il primo storico della Sardegna che scrive in latino non in sardo, però c'è un circolo, si fonda la prima biblioteca di un certo rilievo, la biblioteca del Fontana a Sassari. Ecco, c'è tutto un movimento culturale e intellettuale che usa il sardo, o anche il sardo, come bandiera e come simbolo. Ma la situazione non è così semplice, è intricata, perché è un intrico linguistico. Che volevo dirvi ancora? Dovrei forse fare anche tanto un passo indietro. Ritrovo qui la... Ecco un altro fatto, un fatto che oggi può sembrarci un puntiglio spagnolesco, è che si verificò a Cagliari nei primi anni del Seicento, nel Parlamento del viceré Colonna, in cui erano presenti rappresentanti di tutta l'isola, di tutto il regno di Sardegna, tra cui, più vicino, sentite, sì. Tra cui appunto anche i rappresentanti di Sassari, il quale, sapete cos'è un puntiglio spagnolesco, non sapete detto Promessi Sposi, Ludovico, Fra Cristoforo, eccetera, non ti passa per primo, io tu. Non ci mancherebbe che passi prima tu di me. Allora, il rappresentante di Sassari, che era anche il governatore del Capo di Sopra, pretendeva di stare alla destra dell'analogo e pari rappresentante di Cagliari, perché così sarebbe stato di fronte al trono, di fronte al viceré che è appunto il vice del re, quindi di fronte al re in qualche modo, attraverso il viceré, in una posizione di preminenza. Oggi diremo chi se ne frega, sono quello che sono, eppure queste cose avevano un valore che oggi non hanno, per fortuna non hanno più. E lui contestò questo, e la contestazione la rivolse al re di Spagna, il sardo Ludoresi, e non perché non sapesse il catalano, perché il catalano dimostrava di saperlo, perché è intervenuto più volte il catalano nel Parlamento, quindi sapeva benissimo il catalano, però lo fa in sardo, e questo perché ha un valore di doppia contestazione contro Cagliari che è la sede del potere spagnolo in Sardegna. Chiaro? La lingua viene usata come simbolo, come gesto, ecco, come gesto vero e proprio. Cose simili poi in tono minore sono accadute anche con rappresentanti di Bosa che faceva le sue dimostranze contro gli analoghi di Iglesias e di Castelsardo, anzi Castellaragonese come si chiamava. Per tornare al plurilinguismo, spero di non annoiarvi, devo concludere, non me lo dico. Siamo preparati. Dica? Siamo preparati. Siete preparati alla nuova, no? No. Ci sono due figure importanti che ci parlano del plurilinguismo della Sardegna in quest'epoca, già siamo già al 500. L'Archer, Sigismondo Archer, figura intellettuale, accusato di eresia, morto sul Rogo a Toledo, figura intellettuale, anche scritto la Brevis Historia et Descriptio, il quale in latino, ma ve lo dico in italiano, ve lo traduco, ci dice: in Sardegna la lingua propria, no scusate, questo però è eccolo qui, poi direi fare, poi vi passo a dire anche quello. I sardi avevano un tempo, dice l'Archer, una loro propria lingua, anche se poi diversi popoli sono immigrati in Sardegna da parti esterni ad essa, dall'estero diciamo, e la usurparono. Tra l'altro i latini, i pisani, i genovesi, gli spagnoli e gli africani. E la loro lingua fu corrotta. Quale lingua fosse questa prima lingua dei sardi non lo dice,
anche i latini sono dei corruttori del sardo, in realtà la nostra lingua è una lingua latina, però insomma, non c'era ancora la linguistica moderna a quell'epoca, per cui la lingua fu corrotta, la lingua dei sardi, lasciati da parte, dimenticati molti vocaboli, molte parole, e molte parole che non si trovavano in nessun altro idioma, in nessun'altra lingua, ne abbiamo perse. Rimane soprattutto nei monti di Barbagia, dove i capi militari, insomma, i comandanti militari romani avevano i loro presidi e i loro prefetti. Questa è la ragione per cui in Sardegna si parlano molte lingue, voglio dire, il sardo è molto diverso, Capoli sopra, insomma sappiamo, no? La differenza. Però i sardi si capiscono fra loro. Sono due, soprattutto in quest'isola, le lingue. Una che quella che usano nelle città e l'altra quella che è fuori dalle città. Gli oppidani, poi bisogna vedere chi sono, i cittadini diciamo, parlano quasi la lingua ispanica, quasi tutti la lingua ispanica, tarragonese o catalana, che hanno imparato dagli spagnoli. Perché sono loro che detengono l'amministrazione e il potere, insomma. Gli altri mantengono la loro antica lingua genuina, dice, genuina. All'ittica, cioè il sardo, insomma, tutto detto così. Allora, chi sono questi oppidani? Come dice lui, cittadini. Possibile che, come ho già detto prima, che a Cagliari tutto il popolo parlasse catalano? No, mi sembra un po' difficile. Ecco. E l'hanno imparata, non è la lingua loro, l'hanno imparata di ricevuto, l'hanno imparata, quindi è una lingua imparata e appresa, non la lingua loro. Il che può farci rimarcare quella situazione di ridossia di cui dicevo prima. Quindi una lingua esogena ed imparata, mentre la lingua continua, almeno nei centri minori, a essere quella sarda. La lingua è quella del potere, che parlano soltanto i dominatori, non quelli che stanno qui. E comunque dice che anche se il sardo è frammentato ed è diverso da paese a paese o da territorio a territorio, tuttavia i sardi si capiscono fra di loro. C'è anche da notare una cosa: a questa epoca, siamo a metà 500 più o meno, non si fa cenno della lingua spagnola, del castigliano. La lingua degli ispani, come dice lui, è il catalano. Si vede che ancora non ha preso piede, non che non si parlasse, che sicuramente si parlava, tant'è vero che la aula lo infarcisce, però non ha considerazione, non viene presa in considerazione. Poco più tardi il Fara, che è lo storico, lo studioso, l'intellettuale sassarese, che è cagliaritano, di origine spagnola ma con madre sarda, dice, il Fara, che è invece un intellettuale storico geografo della Sardegna, forse il primo storico moderno della Sardegna, quella che istituisce la storia della Sardegna come modo per autoriconoscerci. Dobbiamo, per capire noi stessi, vederci nella storia, nella nostra storia. Dice il Fara, nell'opera geografica, i sardi parlano la loro lingua, sia in poesia che in prosa, soprattutto nel Capo di Loro d'Oro, dove è più pura, più copiosa, più splendida. Ci sono poi, anche se molti usano il catalano o tarraconese, come dice lui, e gli italiani poi migrarono in Sardegna e fecero gran commercio quotidianamente e usano queste due lingue, sia la tarragonese o spagnola e anche l'italiano. Con queste lingue concionano, quindi parlano in pubblico, in una qualunque di queste lingue, magari alternandole. Una osservazione veramente interessante che ci dice del plurilinguismo del sardo. Le usano anche in occasioni pubbliche, magari non del tutto formali, ma pubbliche,
le usano mischiandole tutte quante, tutte e tre, quel fenomeno che i linguisti di oggi chiamano mixing codes. Quante volte noi parliamo ancora oggi, cominciamo in sardo, continuiamo in italiano, poi riprendiamo in sardo, poi riprendiamo in italiano, tante volte, mixing code, mescolanza di codici, ecco. Fenomeno che è già da allora, ed è questo che ci fa capire come mai tante parole sono passate, spagnole sono passate nel sardo. Cosa vi dicevo ancora? È il 600, diciamo così, che si fa spagnolo. Adesso non vi annoio a citarvi studiosi che ho anche conosciuto e che mi sono maestri, ma persone come Raimondo Turtas, il insigne storico, o come Francesco Manconi, più vicino. o come Manconi, o come Pierre, non ricordo più l'altro. Va bene. Sono state fondate le università, vi dicevo, no? Nella seconda metà del 500, cominciano ad agire pienamente nel 600. Non è un fatto da poco, non è un fatto ristretto soltanto a quei pochi che avevano voglia di studiare, è un fatto che ha una ricaduta sociale importante. Innanzitutto nelle classi più alte, ma con ricadute che vanno poi anche nelle classi meno alte. Si crea in Sardegna, forse per la prima volta, un ceto intellettuale indigeno, locale, sardo. Prima dove andavano a studiare, soprattutto nel primo 500 e anche forse per tutto il 500 in Italia, perché è ovvio che si arriva prima in Italia che in Spagna per via mare, con le bacinelle e le caravelle di allora, non erano le navi di oggi, e quindi si andava preferibilmente a Pisa o a Bologna a studiare, i sardi. Qualcuno andava anche in Spagna, certo. La Spagna, istituendo le università sarde, frena un po' questo esodo intellettuale, oggi si dice fuga dei cervelli, verso l'esterno, e si crea un ceto intellettuale in Sardegna, di teologi, di uomini di chiesa, certo, ma anche di avvocati, di notai, di amministratori, e ci sono anche le prime scuole di medicina, le prime scuole di anatomia e di medicina, a Cagliari, a Sassari. Ecco, si forma un ceto intellettuale. Questa nobiltà togata, che non è la nobiltà di sangue gloriosa dei grandi conquistatori, ma quella che ha diciamo così, funzioni giurisdizionali, giuridiche, di avvocati, appunto, di notai, di giudici. Ecco. Quindi una classe che non è più solamente straniera, importata dalla Spagna, ma una classe locale. Ora, questo ceto togato, come si chiama, questo ceto intellettuale, amministrativo, si appoggia al re di Spagna, ben inteso, contro la nobiltà, che era un po' arrogante, un po' prepotente. Quindi, compiacendo il re, ne riceveva a sua volta dei benefici di tutti i tipi, incarichi, prebende, gratificazioni. Questo cosa comporta linguisticamente? Comporta una ispanizzazione del ceto intellettuale sardo. Come dice Turtas, c'era una gran massa sardofona, ma un strato più piccolo, più sottile, ma importante a livello di gestione del potere e anche a livello di rilevanza sociale, che parlava spagnolo. Come dice Turtas, la Sardegna del 600 volle essere spagnola a tutti i costi, si voleva ispanizzare, ecco, come oggi forse vogliamo fare gli italiani, o poi meglio o peggio fate voi inglesi, quanto ci piacerebbe parlare tutti correntemente l'inglese. Non si sente, è questo.
Sì, no, sono i fogli come ho detto, questo è delicatissimo. Ora, nel 600 abbiamo parlato di scrittori che scrivono in sardo, ma c'è una discreta produzione letteraria fatta in Sardegna da sardi o spagnoli ormai naturalizzati in Sardegna, quindi sardi di fatto, magari con madre sarde eccetera, che scrivono in spagnolo. Los engaños y desengaños del profano amor, gli inganni e disinganni dell'amor profano di Zatriglia e Vico, tanto per dirne. El forastero di Hernán de Bolero, la cima del Monte Parnasso. È interessantissimo questo, Lo Frasso, algherese, che scrive Los 10 libros de fortuna de amor, libro in ottave, un po' pastorale, storia d'amore, noiosissimo oggi da leggere, ma che piaceva tanto all'epoca. Lui, e questo è un fatto interessante, che si dichiara di nazione sarda, e anche con orgoglio, dice: non lo scrivo in spagnolo non perché la lingua mia sarda non abbia le parole necessarie, gli strumenti espressivi necessari per esprimere cose belle, ma il fatto che fuori di Sardegna non mi capiscono. Chi mi legge fuori di Sardegna? Qui se vuoi avere un po' di successo, così come capita oggi, gente che scrive bene in sardo, dice: mi sono stufato di scrivere in sardo, scrivo in italiano, mi legge qualcuno di più. O così come tanti altri di paesi ex coloniali d'Europa non usano la loro lingua africana o asiatica, scrivono in francese, in inglese o in spagnolo, perché in quelle lingue ti capiscono tutti. Così fa anche Lo Frasso, il quale però dentro il suo, questi 10 libri di fortuna di amore, che guardate bene sono citati nel prologo del Don Chisciotte, quindi lo conosceva anche Cervantes, poi è da dire, vedere se lo prende in giro o non lo prende in giro, vabbè, sia una lunga discussione, non mi infilo. Comunque sia, è citato nel prologo del Don Chisciotte, che è uno dei capolavori tutt'oggi europei della letteratura universale. Ecco, è citato anche lui, quindi aveva un certo successo evidentemente se Cervantes lo cita. E lui lo dice: credo che non sono il primo e non sarò neanche l'ultimo che scrive in una lingua non propria. E tuttavia dentro questa opera, prevalentemente in spagnolo, certo, quasi tutta, però ci infila anche delle cose in italiano e in spagnolo e qualche poesia anche in sardo, per dimostrare che anche in sardo si può fare poesia, la poesia d'amore, vabbè, le solite pene d'amore, perché la mia bella non mi guarda, e vabbè, è così. È importantissimo questo. C'è il canzoniere ispano-sardo che ha pubblicato la mia cara collega Antonina Pava, dove ci sono poesie varie anche di grandi autori, Gongola tra gli altri, o altri direttori sconosciuti, anche locali sardi in spagnolo, ma anche poesia in sardo. Ci testimonia anche questo, il plurilinguismo della Sardegna, anche a livello letterario. Ecco, per venire un po' a concludere, che cosa posso dire? Ecco, l'altro era Mattone, quello che volevo dire. Se mi permettete vi leggo quanto dice Mattone, segno storico dell'Università di Sassari. Le due università di Cagliari di Sassari era una vera fabbrica del ceto togato sardo, di quella classe di intellettuali, ma con riflessi anche sul ceto aristocratico e finanche mercantile, ceto ispanofono in senso castigliano. Un ceto, soprattutto quello togato, cioè giudici, avvocati, notai e quant'altro, fatto di funzionari, avvocati, notai, giuristi, i quali se da un lato reclamano le cariche pubbliche, guardate che fino all'Angiui si ricariano le cariche pubbliche, tranne le massime si le reclamano per i sardi si devono amministrare da sé, vengono appunto, reclamano che siano conferiti ai naturali sardi, dall'altro trovano nel re di Spagna e nella monarchia il pilastro cui appoggiarsi contro il potere feudale, attraverso anche un'adesione alla monarchia e dunque alla cultura spagnola, fino all'omologazione culturale e dunque anche linguistica. Questo ceto togato, che trae partito, esiste in quanto c'è un re di Spagna, crea questo processo di omologazione.
il secolo XVII, cioè il Seicento, vide poi rafforzarsi il legame fra monarchia iberica e larghi strati dei ceti sociali sardi, nobiliari, militari, ecclesiastici e mercantili. In cambio della fedeltà alla monarchia, il sovrano concedeva privilegi e vantaggi economici e politico-amministrativi ai naturali, cioè ai sardi, ciò che allentò, benché certo non recise, i legami con la Catalogna e con la lingua culturale. Quindi questo prevalere della Spagna mette in ombra il catalano, che certo continua a essere parlato ancora nel Settecento. C'è una cosa strana nella storia della Sardegna, che a volte è strana, è un po' in maniera controcorrente rispetto al resto d'Europa. Quando termina il potere spagnolo in Sardegna? Nel 1720, sono stati 20 anni un po' così tumultuosi, la Spagna perde prima, viene dalla Sardegna, viene data all'Austria, la Spagna cerca di riconquistarla, insomma alla fine deve cedere tutto quanto, la Spagna entra in decadenza in Europa anche se mantiene l'America, e nel 1720 la Sardegna passa sotto la corona dei Savoia, la corona sabauda, che ha capitale Torino, come sapete, e attraverso quella poi entrerà in Italia, insomma costituirà il nucleo del risorgimento italiano. Bene, ma lo spagnolo continua a essere usato per tutto il Settecento, quantomeno nella prima metà, anche perché il trattato di pace che dava la Sardegna ai piemontesi imponeva di rispettare tutto quanto era radicato in Sardegna, leggi, privilegi, nobiltà, feudi e dunque anche lingua. E soprattutto nel 1755, 60, 65 che entra l'italiano presso il centro, perché i Sabaudi, ormai la Spagna se n'è andata da un pezzo, vogliono italianizzare la Sardegna, per italianizzarsi loro stessi. Ma come dice Joaquín Arce, che è uno studioso spagnolo, che ha scritto A Spagna in Sardegna, la Spagna in Sardegna, cioè cosa rimane in Sardegna della Spagna, dice questa sorta di paradosso. La Sardegna entra in Italia, o meglio in Piemonte, perché l'Italia ancora non esiste, in una monarchia che parla francese, perché i Savoia parlavano francese più che italiano, anche l'Alfieri, per dirvi, e continua a parlare spagnolo per tutto un secolo. Il Wagner, il grande linguista che ha studiato la Sardegna, il linguista tedesco, ci dice che i discorsi funebri, cioè l'orazione funebre si faceva ai morti nei funerali, ancora dalla fine del Settecento si faceva in sardo, e ci sono documenti spagnoli in spagnolo ancora nei primi dell'Ottocento. La Sardegna si era ispanizzata, tanto che lo spagnolo sopravvive alla fine della Spagna in Sardegna. È interessantissimo questo, no? Una specie di contraddizione. E tuttavia nel Settecento, ormai non più spagnolo, continua una produzione in lingua sarda. Anche se la Sardegna si era ispanizzata, la Sardegna, come dice Turtas, voleva essere spagnola a tutti i costi, e così come oggi vorremmo essere tutti anglofoni a tutti i costi, per sentirci più belli, e tuttavia la sardità continua, e continua anche come valore simbolico e politico. Se voi pensate alle carte d'Arborea, ne avrete sentito parlare, i falsi d'Arborea, venuti fuori a metà un po' prima della metà dell'Ottocento, nell'845-86, che accreditavano che in Sardegna ci fosse una grande produzione poetica, intellettuale, già da prima che in Italia, e che in Sardegna si producesse cose di valore non soltanto in lingua sarda ma anche in italiano, come dire, la letteratura italiana è nata in Sardegna, perché siccome gli albori della letteratura italiana, voi sapete, c'è la scuola siciliana, c'è anche quella sarda, tutte balle ovviamente, però sono delle balle geniali, ci sono pescati tanti, perché ci hanno creduto in tanti, e toccavano di averlo scoperto. E vai a vedere quando le fanno queste carte, queste false carte d'Arborea. 1845-46, voi lo sapete tutti cos'è successo nel 1847 in Sardegna, 29 novembre, infausta data, peraltro infausta per me infausta, la perfetta fusione, cioè il Regno di Sardegna non esiste più, il
Parlamento, non c'è più il Parlamento di Sardegna che si riunisce a Cagliari, come c'era quello che si riuniva a Torino, c'è un solo Parlamento che tiene insieme Piemonte, Sardegna, Nizza e Savoia, cioè i principati tenuti insieme dalla corona del re San Baudo, e non c'è più il re, si continua a chiamare Regno di Sardegna perché i Savoia sono diventati re per la Sardegna, se no erano re, erano duchi, e quindi doveva chiamarsi Regno di Sardegna, di fatto era il Regno di Piemonte, chiaro? E nasce nel 1847, come dice, visto che ci dobbiamo unire, anche noi dobbiamo metterci l'ambito buono. Diciamo che anche noi eravamo molto colti, che abbiamo avuto la gara della letteratura, sia pure attraverso questa maniera truffaldina, perché è stata una truffa, e ci hanno anche lucrato, correvano anche denari, perché le faceva queste cose, oltre che il gusto della beffa, perché c'era anche il gusto della beffa nel fare questo, c'è stato. Era comunque una volontà di dimostrazione di una capacità sarda. Dopodiché, 1847, si fa la perfetta fusione, nel 1861 nasce il Regno d'Italia, quindi l'Italia come entità nazionale e statuale, e da allora c'è un lungo periodo di pratico monolinguismo, che non era certo un monolinguismo sardo, ma un monolinguismo italiano. Soltanto più tardi, fine 800 e 900, col sardismo si riprende un po' in mano l'idea di sardità. Con questo concluderei, ma mi piacerebbe dirvi, c'è molta gente che crede sì, ma il sardo è quasi uguale allo spagnolo, e balla. C'era quello che era andato a Madrid e avevano detto hierro, cosa vuol dire? Beh, sardo, non ci vanta mai si inizia come lo spagnolo che ci vuole, lo capisco. Hierro, sarà inverno, hierro. E invece hierro vuol dire ferro in spagnolo, quindi attenti. Ma nel sardo, attraverso tutti questi processi, perché c'era il mixing code, perché ci sono gli intellettuali, perché la Chiesa parlava spagnolo, ci sono tante parole spagnole. È difficile dire se le parole spagnole abbiano sostituito quelle sarde, o se pure in sardo non ci fossero, perché ormai erano tempi nuovi, tempi diversi, e i tempi nuovi parlavano altre lingue. Ma se ve ne dico qualcuna, voi che il sardo lo sapete, vi riconoscete. Accabare è spagnolo, accabare. Menospreziai, disprezzare, è spagnolo. Meressere o menescere è spagnolo. Sabidoria è parola spagnola. Scarmentare, già scarmentare, è scarmentare spagnolo. Tirioso, la tiria è una parola cocciuto, no, caparbio. Anche la parola tonto che diciamo anche in italiano è spagnola. Trassa o trasseri, non c'è bisogno che vi dica cosa significa, che è lo spagnolo trassa o forse il catalano trassa. Sostrastese o strastos, mobilio, tutti gli arnesi che ci servono. Burrico, eccetera, ma se ne vogliamo ce ne sono quante ne volete. Ufano, bastascio è catalano, sì, che è quello che porta il basto, il facchino. O ce n'erano altri che ormai vanno scomparendo, sono già scomparse, ma forse quello davidoso, generoso, che prima usavano i poeti. Carroccio, qualcuno lo sa, Carroccio, mia nonna la usava, qualche volta gli scappava e lo diceva, era la carrozza, è il carro coce, il coce. Menestero, il previo, la sburzi, sì, sburzare, sì, fai su sburzo, sì, l'almuerzo della colazione. L'alguacil, paura che oggi non esiste più, che la guardia, insomma. Si usava molto anche muchacha, però in segno dispregiativo. Perché Muchacha si usava, io mi ricordo. Devo dire ragazza. Sì, però si usava. Ragazzaccia, diciamo. Però si usava in sardo, in senso dispregiativo, c'è poco di buono. Io me lo ricordo.
Mazzaracca non è Sarà, no, questo Mazzaracca c'è già nei Condaris. è da Sardegna, quando non c'è Che la però non vuol dire, badate bene, non vuol dire nei Condaris medievali, non vuol dire serva. No, ma nei Condaris non vuol dire serva, vuol dire ragazza o ragazzo. Sì, Aveva 2 figlie, 3 sbandos e 2 seracos. Non aveva 2 grandi e 2 servi, 2 grandi e 2 giovani. Chiaro, perché in molte lingue il servo comunque dipendente e giovane si scambiano. Se voi andate in Francia al cameriere come canta garçon, e quante volte diciamo oggi deve venire la ragazza a tenere bene la casa, quindi magari il garçon che voi chiamate al bar a Parigi a 55-60 anni non è più tanto garçon, però c'è un garçon e quindi questi due, però zacco il sardo del sardo medievale voleva dire giovane, non ancora maggiorenne, diciamo così. Ecco, per dire 2 parole, questo periodo spagnolo che spesso tante volte detestiamo, erano i padroni, eccetera, eccetera, ci hanno fatto cambiare lingua, forse va visto sotto un altro occhio, anche attraverso la lingua e la linguistica, perché siamo stati non soltanto una specificità etnica e neanche, sebbene anche un'istituzione, il Regno Sardegna esisteva, ma abbiamo avuto in quest'epoca, anche attraverso la Spagna, perché eravamo Regnum, abbiamo avuto la coscienza di noi stessi. Abbiamo avuto la nostra storia, abbiamo cominciato ad avere la letteratura, quindi non bisogna guardarlo soltanto male. Io dico, ai tempi giudicali eravamo liberi ma non lo sapevamo, ai tempi spagnoli forse eravamo un po' meno liberi ma abbiamo saputo chi siamo. Grazie.